Eccoci arrivati, questo è il confine con la Grecia, ragazzo. No, anche qua che parlano di corruzione, leggi? Che non bisogna accusare i poliziotti corrotti, non dargli mazzette, eccetera, eccetera. Pensate, proprio tutto il mondo è paese, c'è un po' dappertutto. Io adesso non lo so se ho sbagliato a mettermi a sinistra o a destra. Sinistra ho letto Macedonia e destra Unione Europea. Cioè, io sono dell'Unione Europea, però arrivo dalla Macedonia. Adesso casomai ci prendiamo un po' di carne, dai. Io mi sono già preparato fuori i documenti, quindi carta d'identità, patente, ma soprattutto prendiamoci sempre avanti anche il libretto del camper e carta verde, perché può essere che te lo chiedono, me l'avevano chiesto in Serbia mi pare, no? Poi ti ricordo che se devono perquisirti non ti perquisiscono mai il bagno, quindi se devi portarti armi, droga, prostitute, tutto in bagno. Sì, no, beh, precisiamo, quello era il confine della Macedonia. Questo dove c'è tutto il degheio, il caos e Tamarone è il confine con la Grecia. È simpatico il tipo, la Macedone della dogana si è stati praticamente a ciacolare. A Giovanni gli ho detto che era assieme a me e l'ha mandato avanti, ha detto sì vai ciao. Qua c'è tutta la gente smontata, quella signora che ha fatto fare la cacca alla bambina in mezzo alla strada, ma anche la raccoglie. Ah no, la butta in parte, va bene, dai. Già va bene che l'hai buttata un po' in parte, dai. E niente, coda qua, che cazzo facciamo? Tanto io sono a casa, mi butto su anche il caffè io. E benvenuto a Miami! No dai, siamo in Grecia. Giovanni non so se lo tengono là o se lo lasciano, ma per me possono anche tenerlo là, voglio dire, però insomma. Adesso aspettiamo comunque un pochino. Sono alla dogana greca, quindi ora sto camminando in Grecia. Molto buono. Direzione Salonico. Ah no, ragazzo, neanche qua sembra funzionare i telefoni, probabilmente perché siamo proprio all'inizio, quindi si appoggia sulle prime celle Vodafone greche che non funzionano. Adesso speriamo più avanti, insomma. I limiti di velocità in Grecia sono uguali a quelli dell'Italia tranne che per l'autostrada. In autostrada ci sono i 120 anziché i 130, ma tanto Singano va via i 60 e quindi ciao. Ara qua gli appostamenti greci, ara qua. Cos'è? Hanno il cavalletto con la macchina fotografica? Ah no, è il speedometer. Ah, forte! E io ti faccio coda da dietro. Oh, giuro, da quando sono entrato in Grecia sento odore di cane bagnato. Cioè forse hanno una specie di pianta, qualcosa che sa da cane bagnato. Cioè non la so spiegare sta roba. Ara che piante strane che ho fuori in giardino, ara? No, ma non è il giardino, è la pausa caffè. Adesso se Giovanni si muove ad andare fuori alle balle andiamo a Salonicco. Abbiamo 2 punti. Allora vedi la macchina bianca davanti, possono benissimo sorpassare a sinistra, quello ha sorpassato a destra qua fuori dalla corsia, quindi guidano un po' come stupidini. Dico questo perché nel giro di 10 minuti ce n'è stato anche un altro che sorpassandoci ci ha fatto il filo. Magari sbaglierò, ma a me sto nord della Grecia non mi sembra affatto preso meglio di Serbia, Macedonia, vabbè. Sarà la crisi che taggia lì, ma più che crisi a me sembravano in crisi già da prima. Vediamo qua quant'è il gasolio. Guarda qua. C'è la verde 1,658, 1,7, 1,358 il gasolio più economico. Porca miseria, come da noi. Cioè ciucciano il sangue come da noi, autostrade, benzina eccetera, ma non lo so. Manutenzione non ne vedo mica io, Quindi a volte vedi, giusto sia anche lamentarsi, ma c'è sempre chi funziona peggio di noi, no? Ci siamo quasi, ragazzo, pochissimi chilometri a Salonicco. Pensa che io una volta avevo una morosetta da Salonicco. Adesso cazzo speriamo di non ribeccarla in giro. Qui stiamo attraversando il fiume Gallicos, fiume tra virgolette, perché è tutto verde completamente, erba. Sì, sono furbi come gli italiani, guarda, strada a 3 corsie, tutti incalcati a sinistra e la prima, ossia quella a destra, è tutta libera. Benvenuto a Salonicco, senti che voce frocia. Siamo praticamente nella periferia, diciamo, non proprio nel centro storico dove ci sono tutte le piazze dedicate ai filosofi, gli dei eccetera. No, siamo 1 chilometro e qualcosa, scusi i rumori, dal mare.
Ok, i parcheggi promettono molto bene, tutti questi sono lungo la strada, quelli che vedi a sinistra, no, si riesce a vedere, sono tutti super in marciapiede, fantastico, bellissimo! Wow, è più incasinato di Trieste, no, Velieri anche qua. Però, ragazzo, per consolarci, io ti dirò che probabilmente mi sembra di aver capito che, seppur non la vedi adesso in video, ma c'è toppa, non questa qui. Signorina mi ha appena smentito, però in giro around the Salonico c'è toppa, c'è la mouse. Oh, già il centro è molto più carino, ciucciati a sinistra, no, non lo vedi. Oh, bello, grande, grande, molto bello, molto bello, molto bello. E leggevo di quelli che parcheggiavano in riva al mare, probabilmente vedi intendono qua. Io proverei un po' più avanti, solo che non ho capito se è a pagamento o no. No, non capisco, no, veramente non capisco bello. Poi ci sono quei cartelli alla sinistra: divieto di sosta, di fermata, pena rimozione del veicolo, vedi? Stanno scarabocchiato sopra, ma è quello. E io non understando dove posso parcheggiare la casa. Guarda che bello il vascello, guarda a destra, bello cazzo, fatto molto pirato questo, infatti anche la bandiera nera che sventola fuori. Eh sì, la bandiera dei pirati proprio col teschio. Ah, bello. E qui abbiamo questa specie di torricciola che mi ricorda un po' Rapallo, un po' così sul mare, no? Prevedevo il casino, il caos, il male, magari non così sinceramente. Prevedevo magari un po' meno, lo prevedevo nella zona proprio centro. E io adesso sei toppa, no, vedi, cazzo, se eri toppa era una buona occasione per passare nelle strisce e mostrare la toppa locale. Invece no, cioè hai voluto non nascere toppa, vabbè, rovinami così i video, cazzo, cosa vuoi che ti dica? Vabbè, riunione condominiale, continuiamo a vedere un po' qua se potesse esserci del parcheggio lungo il mare, anche se vedi il cartello, vedi là, attaccato al bidone, fermo. Occhio, vedi, è tutto un divieto di sosta e fermata, eppure parcheggiano lo stesso, non capisco. Vedi, questi sono i parcheggi vista mare, diciamo, ma sono tutti strapieni, in più, guarda, iniziano a portare via le macchinette una alla volta. Non so, ne hanno qua da portare via. Ah, confermo, anche qua vedi sia moto grosse che scooter, tutti senza casco, praticamente solo noi in Italia dobbiamo metterlo. Wow, guarda a sinistra che chiesazza, che miseria, su quelle si spende sempre Sky, Oh ragazzi, iniziamo già a essere un bel po' fuori dal centro, ma la situazione parcheggi qua è un vero e proprio disastro, accidenti, ma che roba anche dentro, cioè ogni tanto puoi trovare magari il buco per la macchina, ma non per un camper, e tantomeno figurati per due camper. No, vabbè, non so che dire, ormai siamo fuori completi e la situazione continua a essere così, accidenti, boia culo, boia ladro, cioè cosa dobbiamo farci 15 km in bici? Se troviamo parcheggio, aspetta, parcheggio a pagamento, un'ora 2 euro, boia, cazzo, ma come fanno ad essere così ladri e essere in crisi e aver tutto qua un po' remengo, edifici eccetera? Dai, che forse Singa l'ha trovato, ora qua, vista mare e mi sembra anche non a pagamento, Speriamo sia anche sicuro, ma pararia insomma, dai. Che cazzo siamo? Nel porto praticamente. Ah, avrà quel camper dove si è messo, sì. Italia, io credo che per visitare Salonico abito qua. Quindi dove abito oggi con la porta già aperta, metti a fuoco, cacà, non è il massimo, lo so, non è il massimo, però dobbiamo andare a Salonico, no? A visitare il centro di Salonico, dopodiché ci spostiamo nelle piazze. Io una cosa che ho paura sinceramente è che il bagnetto non so mica se lo faccio, cioè non mi pare che c'è tanto caldo, boh. Vediamo, speriamo. Manco in Albania. Ah, vari i miei vicini, vedi tu? I miei vicini col cane che ha sto camper strano, no? Molto strano. E se è un metà camper, metà furgone col tetto a soffietto. È molto strana sta roba. Se vuoi la verità, se vuoi una bugia normale. Italia Gover sbaglia il parcheggio, senti. Senti?
Cioè, su Park Fortnite si lamentavano del fracasso della discoteca, no? E qua invece c'è il fracasso Yacht Club là in Moschea. Senti che robe.